La settima corsa è un confronto per cavalli anziani di categoria F. Prova a 3 punte. Asia Jet, Velorama, Gaps su tutti, poi Cantico in seconda battuta, gli altri tutti in doppia cifra. Lato start acceso i lampeggianti, inizia a muoversi. All'1 Asia Jet, Nando Pisacane, il 2 Velorama Gaps, Giuseppe De Filippis, 3 Caravaggio Griff, Francesco Tufano, 4 Calvados B, Riccardo Pezzatini, 5 Cantico Manuel Pistone, 6 Urian Horse, Marco Stefani. In seconda fila 7 Butterfly Horse, Sandro Miraglia, 8 Donuts, Simone Levakovic, 9 Astecca Dimar, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Giocata a Velorama Gaps sul campo, quota che scende intorno alla pari, sale quella di Asia Jet, stabile quella di Cantico. Start che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. Cantico prova a prendere l'iniziativa nei confronti dei rivali all'imbocco della prima piegata. Cantico scende alla corda in vantaggio nei confronti di Asia Jet, poi all'esterno Caravaggio Griff, quindi Calvados B, in corda filtra bene Butterfly Horse, quindi ancora Velorama Gaps, in corda Donuts. 14,4 per il lancio di Cantico, che ha preso l'iniziativa nei confronti di Asia Jet, che segue in seconda posizione. Costretto all'esterno Caravaggio Griff, poi in corda Butterfly Horse. 29,7 per i primi 400 metri di corsa, con all'avanguardia il figlio di Ideale Luis, che sulla piegata di sinistra riduce il ritmo e si porta a casa 600 metri d'avanguardia in 45,9. Passaggio davanti alle tribune, con Cantico in vantaggio nei confronti di Caravaggio Griff al suo esterno, in corda Asia Jet, seconda pariglia per Velorama Gaps, che precede Astecca Dimar, poi Butterfly Horse chiusa in corda avanti a Calvados B, quindi ancora Urian Horse in quarta pariglia alla retroguardia Donuts. 1,1,8 per i primi 800 metri di corsa, con Cantico che guida nei confronti di Caravaggio Griff al suo esterno, in corda Asia Jet, poi Velorama Gaps. Quando siamo nei pressi del chilometro, che i due di testa passano in 1,17,5, Cantico in vantaggio. La puntata in mezzo alla pista è quella di Urian Horse, che scatta con decisione, aggira il gruppo e si porta sulla testa della corsa. Devono riallungare i primi due perché sta arrivando Urian Horse. Il parziale della retta di là in 14,2. Cantico ancora in vantaggio, Urian Horse che insiste in mezzo alla pista. Sbaglia Caravaggio Griff, poi in corda Asia Jet, numero Urian Horse 3, che attacca Caravaggio Cantico, il quale Griff, prova la difesa in squalificato. corda. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo Urian Horse è in vantaggio nei confronti di Cantico e Asia Jet. Urian Horse in vantaggio nei confronti di Cantico, di dentro Asia. Urian Horse nel finale che si mantiene in vantaggio, Urian Horse che vince nei confronti di Cantico, poi Asia Jet. 28,4 ad arrivare. 1,14,6 il ragguaglio cronometrico per il successo di Urian Horse. Marco Stefani per il training di Karim Berry, i colori di Mauro Bianchi, la vittoria dell'11enne da SJ Sfoto, con 600 metri conclusivi velocissimi, perché se c'è 28,4 ad arrivare lui se l'è fatto tutto in mezzo alla pista. Mostruosa prestazione di Urian Horse al secondo e Cantico al terzo Asia Jet.